Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito al collega amico Alessandro De Carlo, a Oscar, Laura e tutti gli organizzatori di questo convegno che insomma ho visto organizzato in maniera ineccepibile. A me il compito di presentare un po' il ruolo della sessuologia e soprattutto della psicologia in integrazione con altre figure professionali. Devo dire che un po' tutti gli ordini, e vedo che il vostro, l'Ordine del Veneto, si sta spendendo molto, soprattutto per la collaborazione con altre figure e con i medici, tant'è che quando ho conosciuto il presidente De Carlo è stato il primo a cui ho chiesto di venire in Puglia per presentarci un po' tutta la progettazione in merito alla psicologia di base, perché vedo che siete molto attivi e molto sensibili a questo tema. Ecco. Prima si parlava di medicina e di psicologia. Alessandro diceva che la medicina in effetti è una scienza che ha una vita un po' più lunga rispetto alla psicologia. Infatti la nostra legge istitutiva della professione di psicologo, che è la 56 dell'89, ha compiuto ormai 26 anni, quindi è relativamente giovane rispetto alla medicina. Ma se noi prendiamo l'articolo 1 che insomma, ci dice che cosa fa lo psicologo, e quindi la professione psicologo comprende l'uso di strumenti conoscitivi di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione e riabilitazione di sostegno in ambito psicologico. Io credo che ad oggi, già nell'arco di 26 anni, le cose sono cambiate rispetto a quello che è stato il momento iniziale in cui molti politici, perché hanno voluto investire nella professione psicologo, e quindi la legge ha fatto sì che si dicesse vediamo che fanno questi psicologi, lasciamoli, vediamo un po', e soprattutto all'inizio nel sistema sanitario. Lo psicologo poi nell'arco del tempo è uscito un po' da quella che era la visione iniziale di rimanere nel proprio studio o lavorare anche in ambito sanitario, soprattutto i primi anni, collocati in maniera settoriale nei propri ambiti, così come la medicina credo abbia un po' rivisto le proprie modalità operative. Tant'è che oggi si parla di collaborazione col medico di base, col chirurgo, col pediatra, con gli psichiatri, con i dietologi. Noi in Puglia per esempio abbiamo siglato durante il mese del benessere psicologico un protocollo d'intesa con l'Ordine Nazionale dei Biologi, con i biologi nutrizionisti, ed è un tipo di intervento nuovo perché lavora soprattutto sulla promozione del benessere, ma lavora non solo in collaborazione in ambito sociosanitario, anche non sociosanitario, con gli avvocati, gli insegnanti e altre figure. Ma nel corso del tempo un po' sono intervenute, soprattutto nei sistemi sanitari, un po' diverse modifiche che hanno fatto sì che la collaborazione portasse alla costruzione di reti permanenti funzionali per lo scambio di risorse. Lavorare insieme non è facile, non è facile costruire un po' un'equipe multiprofessionale, però è arricchente sotto diversi punti di vista. I professionisti che lavorano nell'ambito del settore sociosanitario devono essere in grado di costruire confini nei propri settori, ma avviare una coordinazione comunitaria negoziata e condivisa nel sistema sociosanitario. Quindi diventano importanti oggi parole come integrazione, come accennava prima Alessandro De Carlo, multidisciplinarietà, condivisione interprofessionale della cura, ed è necessario costruire strategie più idonee per la costituzione di equip operative in cui si realizzi una reale cultura dell'integrazione pur mantenendo la specificità professionale. Quindi è opportuno ripensare a modelli operativi innovativi che cerchino un effettivo coordinamento tra le professioni, un po' nella multidisciplinarietà il continuum è fra l'appartenenza e la differenziazione,
Innanzitutto bisogna costruire un clima di appartenenza per poi arrivare anche a una differenziazione, pur mantenendo comunque una specificità professionale. È cambiato anche il concetto di disagio oggi, è cambiato perché ha una radice multicausale, a fronte della quale è importante una rivoluzione culturale, una nuova cultura della salute e l'applicazione di nuove metodologie di intervento. Il futuro, io dico sempre anche, è tutto sul socio-assistenziale, tutto ciò che ha a che fare con la cura deve tenere presente dell'area sociale e dell'area assistenziale, dell'area medica e dell'area anche sociale. Noi in Puglia stiamo per varare una legge a livello regionale dell'istituzione del Consiglio regionale sanitario, che magari per altre regioni sembra già un punto d'arrivo, mentre per noi che siamo un po' indietro, e all'interno di questo istituto che nascerà, inizialmente ci avevano stati chiamati solo i medici, ma poi noi abbiamo chiesto di poter intervenire e infatti sia nell'ufficio di presidenza che nell'assemblea del Consiglio regionale sanitario saranno presenti gli psicologi, ma non solo gli psicologi, anche altre categorie che lavorano e che operano nel sistema sociosanitario, compreso anche gli assistenti sociali. Quindi abbiamo bisogno oggi di attivare interventi integrati multisettoriali e multiprofessionali. Parliamo di integrazione. L'integrazione nella sua definizione è già qualcosa secondo un'ottica tecnico-organizzativa. Prima il dottore parlava della psicologia ospedaliera. La psicologia ospedaliera è una disciplina trasversale che integra diversi ambiti, diverse branche anche della medicina e soprattutto quando si parla e si sottolinea il concetto di umanizzazione delle cure, ma tutte le cure dovrebbero essere umane, non dovremmo parlare di umanizzazione delle cure, tant'è che si parla di umanizzazione delle cure lì dove c'è una settorializzazione dei servizi e delle cure e degli interventi. In realtà l'integrazione dovrebbe essere la cosa fondamentale, ma perché è cambiato il modo di approcciare, di vedere anche la malattia secondo una visione olistica. Anche il concetto di salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai è superato, tant'è che si parla di benessere fisico, psichico e sociale. Infatti il concetto di centralità dei bisogni della persona, si parte dai bisogni non più dalle patologie, implica non solo l'integrazione dei servizi, delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica, ma anche una gestione condivisa degli interventi per dar coerenza e unitarietà al lavoro dell'equipe multiprofessionale. Siamo dunque di fronte a un nuovo modello, a una nuova modalità di approcciarsi anche ai servizi, che contempla la creazione di servizi non più in funzione dell'organizzazione territoriale o burocratica, ma nella prospettiva della persona, della centralità della persona, dei suoi bisogni, secondo una visione olistica, per cui l'obiettivo fondamentale è quello di raggiungere un reale stato di benessere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla a proposito di benessere psicologico, lo stato nel quale l'individuo è in grado di sfruttare al meglio le proprie capacità cognitive ed emozionali per rispondere alle esigenze della vita quotidiana e vivere al meglio, in maniera più soddisfacente, le relazioni con gli altri. Quindi lo psicologo come promotore del benessere psicologico nei diversi contesti di intervento, la psicologia non deve essere racchiusa solo ai margini di una disciplina che interviene per riparare. Ormai anche nell'ambito della psicologia scolastica inizialmente si parlava di interventi riparativi, oggi si parla di interventi soprattutto di prevenzione e anche lì in approccio multidisciplinare con altre professioni che operano all'interno della psicologia scolastica. Noi in Puglia siamo fortunati perché siamo una delle poche regioni in cui la regione stessa ha investito nell'ambito della psicologia scolastica e ormai da 7 anni circa mette a bando una grossa risorsa per lo psicologo scolastico durante l'anno scolastico.
All'interno dello stesso bando però ci sono altre figure, cioè il pedagogista, lo psicologo collabora comunque strettamente sia col pedagogista che con l'orientatore, è un'altra figura a cui possono accedere anche gli assistenti sociali, per percorsi di educazione alla socio-affettività, alla prevenzione, non solo a livello riparativo e di cura, così come insomma, era stata fatta inizialmente. Quindi il contributo individuale e sociale che gli psicologi offrono comprende la valorizzazione della persona, si mette al centro la persona. Lo psicologo, attraverso le sue competenze professionali, è in grado di aiutare le persone ad individuare e incrementare le proprie potenzialità. Questo facilita i percorsi di riabilitazione, facilita i percorsi di cura anche nelle patologie croniche, nell'ambito della psicologia ospedaliera, nell'ambito della psico-oncologia per esempio. Io sono stato invitato a un convegno in Puglia e il convegno era stato organizzato non dai relatori ma dai pazienti che avevano usufruito di servizi di psico-oncologia sia individuale che gruppale. E guardate, è stato molto emozionante e molto arricchente per i colleghi stessi, perché davano proprio l'effetto tangibile e pragmatico di quello che è l'intervento dello psicologo in collaborazione con i medici, perché i medici e gli psicologi hanno bisogno uno dell'altro. Ultimamente stiamo siglando un protocollo con l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, perché ci hanno chiesto come psicologi l'intervento, in quanto quando ci sono calamità naturali, eventi, tragedie, incidenti stradali e arrivano le famiglie per il riconoscimento delle vittime, il direttore dell'Istituto Medico Legale ci ha chiesto aiuto perché le equip degli specializzandi avevano difficoltà a gestire queste situazioni. Erano loro che crollavano, erano loro che avevano bisogno. Quindi una formazione congiunta, una sorta di contaminazione, dico io, nella sua accezione positiva, che arricchisce. Prima Oscar diceva che abbiamo imparato a leggere gli indicatori ematici, è un'esperienza che è toccata anche a me, anch'io ho lavorato in un SERD e ho chiesto proprio perché, non perché volessi sostituirmi o volessi invadere il campo medico, ma perché così come i medici chiedono a volte un nostro intervento per comprendere da un punto di vista non psichiatrico, ma da un punto di vista della soggettività delle patologie, perché anche nella patologia la soggettività viene fuori, quindi il concetto di persona. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute sessuale uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità, non riducibile all'assenza di malattie, di disfunzioni e infermità, e quindi presuppone un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di avere esperienze piacevoli e sicure, libere da coercizioni, discriminazioni e violenza. Quindi il ruolo dello psicologo come promotore del benessere anche nel concetto di salute sessuale. La sessologia è un'area multidisciplinare, interdisciplinare di incontro fra diverse scienze. Chi ha esperienza in ambito sessuologico sa che non è un unicum, che non può pertanto esistere un'unica figura in grado di dare delle risposte adeguate. Spesso c'è bisogno di fare un'indagine in più aree. Chi conosce per esempio i 5 cerchi del professor Pasini sa come deve intervenire in diversi ambiti, in diverse aree. Per cui ad ogni problema sessuale c'è bisogno dell'intervento di diverse professioni competenti nel proprio ambito che necessitano di una reciproca integrazione. Il problema a volte è costruire dei percorsi condivisi di integrazione che è difficile mettere insieme, perché purtroppo c'è ancora la parte della conflittualità che mette in crisi un equilibrio che si va costruendo via via. È indispensabile quindi l'integrazione fra i diversi tipi di intervento, e a volte c'è bisogno di un mediatore all'interno dell'equipe affinché si possa intervenire in campo sessuologico e dare anche delle risposte come risposte di equipe, come risposte congiunte. Chi conosce un po' anche la sessologia sa che il sintomo sfugge spesso alla diagnosi, come nella terapia, a schemi terapeutici convenzionali, perché richiede diversi approcci
e contemporaneamente non è una tecnica ma è una rilevazione fatta in equipe. Per cui il ruolo dello psicologo come promotore del benessere sessuale in un'ottica interdisciplinare deve coinvolgere diverse figure, il medico di famiglia, il ginecologo, l'andrologo, lo psicologo, che formano un team per la promozione della salute sessuale. Guardate, ci sono diversi studi sulla psicologia di base che hanno rilevato a livello nazionale come il 47% della domanda che si fa ai medici di medicina generale non è altro che di problematiche psicologiche e una buona percentuale soprattutto di problemi sessuali, perché fino a 20 anni fa si andava al medico di famiglia soprattutto quando si aveva difficoltà di coppia e i medici dicevano fate un figlio per esempio e perché si pensava di risolvere il problema. Oggi non è più così, però il medico di famiglia è diventato il recettore un po' di quelle che sono le problematiche anche a livello sessuale, soprattutto a livello sessuale. Quindi uno sguardo attento e competente va dato, ma soprattutto empatico all'aspetto emozionale e psicologico della sessualità. Un'altra cosa importante è tenere presente dei possibili, quando si parla di disfunzionalità, di diversi fattori, diverse cause, diversi fattori eziologici, perché non c'è soltanto la componente chimica, fisica, psicologica, ma soprattutto anche la singolarità anche qui della richiesta di aiuto. Per cui il ruolo dello psicologo come promotore del benessere sessuale in un'ottica interdisciplinare, più nell'ambito della sessologia, siccome i sintomi hanno un'eziologia multicausale che non può essere ridotta né alle dinamiche intrapsichiche né all'interazione di coppia o al semplice funzionamento di un organo, è necessario anche guardare un po' al contesto, perché spesso il contesto fa la differenza. Anche si parla di salute sessuale all'interno della dichiarazione della salute per il millennio di Sydney, in cui ci sono stati, si sollecita per far sì che si possa promuovere la salute sessuale, a riconoscere, promuovere, assicurare e proteggere i diritti sessuali per tutti, sostenere l'avanzamento verso una parità ed equità di genere, condannare, combattere e ridurre ogni forma di violenza, assicurare l'accesso universale ad un'informazione e educazione sessuale estensiva, garantire i programmi di salute, arrestare ed intervenire la diffusione delle malattie sessualmente trasmesse, identificare e affrontare, trasmettere e trattare problemi quali di disfunzioni sessuali e disordini, riconoscere il piacere sessuale come componente del benessere, e poi anche la Carta dei diritti sessuali e riproduttivi sulla legislazione internazionale dei diritti umani, che formula 12 diritti. Si va dal diritto alla vita al diritto alla libertà, al diritto all'uguaglianza, al diritto alla riservatezza, alla libertà di pensiero e così via, fino ad arrivare al diritto di essere liberi dalla tortura e dai maltrattamenti. Io vorrei che questa fosse un'occasione, un auspicio per poter progettare insieme altre azioni, soprattutto formative interdisciplinari, perché la formazione congiunta sicuramente può essere un deterrente per guardare alla salute dei cittadini e delle cittadine in maniera più olistica. Grazie per l'attenzione.